Tornando alla squadra dell'Udinese, quest'anno l'Udinese ha puntato, è da un po' che lo fa, ma soprattutto quest'anno su giovani di belle speranze. Ne sono arrivati molti e tutti nel precampionato hanno ben figurato. Ce ne sono un paio che gioco a forza, nel campionato per ora sono stati un po' relegati e sono l'attaccante Paolucci e il centrocampista Candreva, che aveva molto impressionato tra l'altro l'allenatore Marino, soprattutto nel precampionato. Una tua opinione su questi due giovani? Come mai, cioè, non trovano spazio perché effettivamente sono in tanti, ma troveranno? Cosa sarà di loro? Beh, intanto diciamo che l'inserimento dei giovani deve essere comunque sempre graduale. Abbiamo visto in passato dei giocatori arrivati qui come delle stelle ed andati via come delle meteore. Non faccio riferimenti diretti, ma insomma tutti ricorderanno lo scorso anno un paio di elementi che avevano iniziato anche molto bene o comunque insomma mediamente bene e poi sono scomparsi. Quindi questo per dire che insomma il giovane va inserito veramente con gradualità, bisogna essere molto attenti, evitare di bruciarlo, specie in queste partite che sono comunque ancora un po' di rodaggio. Per quanto riguarda poi i singoli, credo ecco, che forse sabato mi sarei aspettato l'inserimento di Paolucci perché i tre attaccanti schierati in fondo facevano gli stessi movimenti, quindi alla fine era un assortimento poco assortito, insomma, e forse l'unico che sarebbe riuscito a creare profondità anche con la sua stazza, insomma, quindi con il fisico, poteva essere proprio lui, che in precampionato, come dicevi giustamente, aveva fatto bene. Però, sai, il precampionato è una cosa, il clima poi delle partite che contano davvero è tutto un altro paio di maniche. Però io credo che questi sono dei giocatori che in ogni caso risulteranno importanti perché il campionato è indubbiamente lungo, facciamo le corna che tutti stiano benissimo e non ci siano raffreddori o altre cose, però insomma meglio avere a disposizione giocatori del genere che per adesso non mugugnano, insomma, non fanno pesare il fatto di essere costretti a sedersi più in tribuna che in panchina, piuttosto che, come è successo negli ultimi anni, avere la panchina completamente sguarnita ed essere costretti a far giocare difensori in attacco o cose del genere. Andrea, senti, abbiamo appunto parlato dei giovani, adesso iniziamo ad entrarci anche un po' nel tema della giornata, partendo però da due aspetti. Uno, il portiere giovane, Handanovic, a Bergamo ha fatto una gran partita, anche dimostrando alcuni fatti che le critiche che gli erano piovute addosso dopo Genova per un errore in fondo grave ma non drammatico erano un po' esagerate. E poi parliamo dell'ex portiere De Santis, che secondo le voci che abbiamo riportato anche noi, pare essere destinato, se non subito a gennaio, perché non so se il regolamento glielo permette, comunque dalla prossima stagione a Torino, visto che a Siviglia non trova spazio. Il caso De Santis, come lo hai visto? E soprattutto Handanovic adesso, che garanzie dà? È il portiere del futuro? Ti piace? Beh, partiamo da questa che è più semplice. Sicuramente la scelta di Handanovic era una scelta obbligata, anzi quando quest'estate l'Udinese ha messo sotto contratto Chimenti, insomma mi è sembrato abbastanza evidente quale poteva essere la linea della società. La linea della società è quella di dare spazio a un portiere giovane ma non ingenuo, nel senso che comunque viene da un campionato di Serie B, giocato ai massimi livelli, credo sia stato il portiere migliore della sua categoria, comunque ha raccolto un sacco di entusiasmo anche dagli addetti ai lavori. È titolare della sua nazionale, è uno che comunque anche a livello europeo ha una certa esperienza, ha anche personalità, sa stare tra i pali. Ecco, per adesso non ho assolutamente motivo di essere scontento, tutt'altro. Poi il fatto di avere vicino un portiere di esperienza come Chimenti, che diciamo, ha addosso ancora il peso di quegli errori, di quella partita nata male, però comunque non dimentichiamoci che è un portiere che ha fatto 15 campionati di Serie A e dovunque insomma, si è fatto notare. Ecco, credo che Handanovic rappresenti benissimo questa nuova Udinese, questo nuovo ciclo che tutti quanti, dall'allenatore alla presidenza al direttore, insistono nel voler dire che è partito quest'anno.
Per quanto riguarda invece De Sanctis, insomma, è stato sicuramente un brutto episodio, cioè brutto, un po' sgradevole, ecco, perché c'erano probabilmente 1000 modi per concludere meglio questo rapporto, questa avventura, insomma, come vogliamo chiamarla. Anche perché De Sanctis comunque alla fine risulta il portiere bianconero con un maggior numero di presenze, risulta il portiere che ha fatto la Champions, addirittura se andiamo a vedere il portiere che ci ha permesso di andare avanti in Coppa UEFA, quella famosa notte di Leverkusen. Purtroppo ha fatto questa scelta, ora io spero per lui che almeno gli abbia portato dei benefici di un certo tipo, perché dal punto di vista sportivo, insomma, fino adesso non credo che possa essere molto contento della Spagna, dove fa il secondo, ma fare il secondo vuol dire sì, scaldare panchine, magari girare un po' l'Europa, vedere un po' di posti, però un portiere della sua età sicuramente meriterebbe un destino migliore. E credo che sia inevitabile, insomma, che prima o poi il suo ritorno in Italia sia un dato di fatto, anche perché in Italia i portieri insomma, di qualità italiani non abbondano. Abbiamo visto anche domenica sera una squadra come la Lazio, insomma, schierare un portierino che, povero, ha fatto una serie di errori veramente che ti fanno pensare che se questo è il livello del calcio, insomma, si capisce poi perché certi giocatori sono considerati dei campionissimi, quando 15-20 anni fa forse sarebbero stati tutt'al più degli allenatori dei campioni. Credo che, insomma, un De Sanctis al Torino, magari, perché no, anche al Milan, dove, insomma, anche lì la situazione portieri non mi sembra molto allegra, possa essere un dato di fatto. E credo che alla fine, come si è trovato un escamotage in estate, in gennaio, quando fa freddo, è molto più facile trovare questi escamotage, perché la gente è un po' più distratta. Per cui forse già dal ritorno, dal girone di ritorno, insomma, potrebbe esserci questa sorpresa.